Ciao ragazzi, benvenuti a Villafranca, la città del castello, che in realtà è soltanto un simbolo, per carità, il simbolo più importante di questa città, ma richiama una storia importante, grandiosa, perché in questa città sono state scritte delle pagine di storia che sono rimaste in tutti i libri e che hanno condizionato fortemente la vita anche ai nostri giorni. Anche Villafranca si è dovuta scontrare con il flagello del coronavirus e anche in questo paese è stata un'emergenza che ha messo duramente alla prova amministrazione, cittadini e imprenditori. E quindi andiamo a sentire che cosa significa aver convissuto e continuare a convivere con il Covid-19. Non è stato facile perché nessuno si aspettava un evento di queste proporzioni e come lo è stato vissuto. Perché non eravamo preparati, perché nessuno era preparato, però ho visto una reazione importante da parte dei cittadini, ho visto le associazioni di volontariato che si sono messe subito a disposizione, ho visto tanti che hanno voluto fare squadra e superare questo momento. Villafranca nella sua storia ha conosciuto momenti difficili sicuramente, ha vissuto pestilenze, fame, guerra, però ha sempre saputo ripartire, ha sempre saputo crescere. Questa è secondo me la parola importante che deve entrare nella testa di tutti. Villafranca è sempre stata un paese di commercianti, ha sempre avuto un centro storico ricco di negozi, di ambienti, di commercio, è nata per fare commercio. Cambierà sicuramente qualcosa, ci sarà una selezione, dobbiamo combattere un po' contro le mail perché io sono un po' all'antica sinceramente. A me piace più il contatto umano, è lì dove si esalta di più la personalità, la capacità del commerciante. Io ho già visto in questa piccola ripresa di apertura che la gente cerca il contatto umano, cerca la capacità, cerca la qualità. Noi abbiamo il centro storico penso più bello d'Italia. Abbiamo dei negozi che hanno fatto una storia, delle generazioni, abbiamo dei locali storici stupendi e Villafranca deve tornare, ma tornerà sicuramente un'attrazione non solo per il comune ma per la provincia e poi fuori provincia.